Vabbè, noi intervistiamo, diciamo qualcosa. Allora, No, dici Antonina, qua tu sei. Sì, 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 sì. Quando lo dicete? Abbiamo fatto, sì. Allora, siamo qua con i maestri infioratori di Pietra Ligure, che ringrazio per essere venuti qua a San Pierniceto, è un grande onore potervi ospitare ed è una cosa magnifica apprezzare anche la vostra arte, il modo come voi rappresentate i quadri. Sicuramente avete una tecnica differente rispetto alla nostra, ma molto apprezzata, anche perché per me è la prima volta che vedo realizzato un quadro con questa tecnica nuova. Abbiamo voluto darvi questa targa all'associazione Circolo Giovane Ranzi di Pietra Ligure per ringraziarvi della vostra presenza e per rinnovare l'appuntamento magari per il prossimo anno. ringrazio, siamo noi che ringraziamo il sindaco e tutta la cittadinanza per l'eccezionale accoglienza che ci è stata riservata. Per noi è stato un grandissimo piacere, un grandissimo onore essere stati invitati a San Pierniceto e aver avuto la possibilità di partecipare a questa bellissima manifestazione. Con l'amico Francesco Giuseppe Donia, ci conosciamo da anni, collaboriamo da anni e colgo l'occasione per invitare il gruppo infioratori di San Pierniceto e il sindaco a venire il prossimo anno a Pietra Ligure il 23, il 24 e il 25 di maggio in occasione dell'8ª edizione della rassegna internazionale delle infiorate artistiche. Noi organizziamo questa manifestazione che ormai per numero di partecipanti è la più grande d'Europa, ogni 3 anni, e nel 2022 c'eravate anche voi. C'erano ben 42 città da tutta Italia, 8 nazioni europee e l'Argentina. Proprio questa mattina dicevo con Giuseppe che abbiamo ricevuto una mail che già ci confermava la città di Eibiswald in Austria la sua partecipazione al prossimo. Quindi noi siamo già in piena organizzazione. Ovviamente accanto a Eibiswald dell'Austria c'è già il posto segnato per San Pierniceto. Grazie. Signor Sindaco, Cosa dire? Faremo del nostro meglio per essere presenti, perché noi teniamo particolarmente a esportare le nostre tradizioni e anche il know-how dei nostri maestri infioratori. Voglio cogliere l'occasione proprio per ringraziare il dottor Giuseppe Donia, quest'anno nominato da me esperto per l'infiorata, perché è una persona straordinaria che ha avuto questa intuizione, che ha ideato questa manifestazione, che poi negli anni ha acquisito un'importanza notevole e ha raffinato anche la tecnica dei maestri infioratori. Abbiamo delle altissime professionalità ed è veramente un onore per San Pierniceto esportare il proprio brand in tutto il mondo, e quindi cercheremo di fare di tutto per essere presenti a Pietra Ligure e per portare i nostri maestri infioratori. Grazie dell'invito. grazie a voi di averci invitato, quindi vi aspettiamo a Pietra Ligure. Va bene. Grazie ancora. E un saluto e un ringraziamento come sempre a Niceto TV Web, che ci consente di andare in visione in tutto il mondo, e questa straordinaria piattaforma, questa invenzione di Giuseppe Ruggeri, di Italiano, e a Giuseppe Ruggeri mettiamo questa chicca, vogliamo anche fare gli auguri perché l'ideatore di Niceto TV Web è Novello Sposo. Dobbiamo ringraziare e gli dobbiamo fare gli auguri a lui e a Antonina, la sua dolce metà, Antonina amabile, che è una persona straordinaria che ci ha sempre supportato, perché gestisce un'importante attività a San Pierniceto e ha sempre supportato il paese di San Pierniceto, non voglio dire l'amministrazione, il paese di San Pierniceto in quelli che sono gli eventi e quelle che sono tutte le cose che gli chiediamo e che lei gentilmente ci offre e ci consente. Grazie, Grazie a voi. grazie a voi. Grazie ancora. Grazie. Vogliamo fare entrare pure Padre Francesco in una foto? Sì. Sì, gliel'ho detto prima. Giuseppe, ci guardate con un bel sorriso, il migliore della vostra vita. Facciamo. Ok. Grazie. A posto. Grazie a voi. Grazie a voi. Dobbiamo tracciare bene la riga. Che così almeno loro finiscono e poi mettiamo quella.